Oggi impariamo come fare una barchetta di carta come queste. Che cosa ci serve? Un semplice foglio di carta che però deve avere forma quadrata. Se non ce l'abbiamo già quadrato, ma abbiamo un normale foglio rettangolare A4, non facciamo altro che piegare un angolo del nostro foglio e tagliare questa parte così da ottenere un foglio quadrato come questo. Per prima cosa pieghiamo a metà il nostro foglio. Lo riapriamo ed avremo una linea, una piega centrale che ci sarà utile per piegare in maniera precisa l'angolo in alto a sinistra, lo pieghiamo verso il basso e pieghiamo invece verso l'alto l'angolo opposto. A questo punto pieghiamo di nuovo il nostro foglio a metà e del nostro rettangolo andiamo a prendere l'angolo in basso a sinistra e lo portiamo su. Lo stesso dobbiamo fare con l'angolo opposto, ma attenzione nell'altro verso, quindi ricordiamoci a questo punto di girare il nostro foglio prima di portare su l'angolo in basso a sinistra. Ecco, la nostra barchetta è quasi pronta, la prendiamo agli estremi, la pieghiamo, ecco, e infine con questa piega gli creiamo un basamento per poter far star su in piedi la nostra barchetta.